C'entro anch'io, c'entro anch'io. Terza puntata di C'entro Anch'io speciale C'era una volta. Che bello, grazie per essere in nostra compagnia. In questa edizione raccontiamo gli oggetti, gli strumenti, gli attrezzi in uso nella civiltà contadina dai nostri nonni, dai tuoi nonni e dai miei bisnonni. allora, vi raccontiamo questo attrezzo, vediamo se qualcuno di voi lo riconosce. È il Rasighi de Maringou, cioè il seghetto del Maringou. Il rasseghino del Marengone, Cioè, anche te sei tu una rassega, te mi arrasseghi, va bene. Seghetto da falegname. Cos'era? Beh, lo vedete, la caratteristica di questo seghetto in realtà è la lama, quindi sta lì un po' il segreto, che può ruotare sul perno al quale è fissata per permettere un taglio con inclinazioni diverse rispetto al telaio. Ma dalla parte opposta gira una curdo bello tirato e ritorta, Sì. che con sapeva da una mada un ligniti e permetteva tutto questo, permetteva di tendere o allentare la lama. Capito? Tin, Sì, tin. Prova a usarlo per lavarti i denti, Federica. Potresti trovare giovamento dal Rassighi de Maringou. Va bene, questo Rassighi. Adesso proviamo a interrogare qualcuno in centro, città, Brescia, su qualcos'altro. Andiamo a vedere come sono andate le cose. Ci siamo in compagnia di queste tre belle fanciulle che si chiamano? Donatella, Diana, Maria Teresa. Oh, Donatella, Diana e Maria Teresa, un pochetto di dialetto bresciano, di oggetti legati alla campagna di una volta. Li potete... Questo, che cos'è secondo voi questo? È l'arcolaio. L'arcolaio, cioè filatoio. Sì, È un filatoio, sì, esatto. E come si dice in dialetto secondo voi? Gömer o filarela? Dai. filarela. Lei dice filarela. Tu? Per me filarela. allora io dico Gomer. Vabbè, si vuol distinguere e sbaglia, no? È proprio la filarela. Brava, voi l'avete visto mai usato, no? No. Sì, vedi, c'è il fuso praticamente era fatto di legno e veniva messo in movimento da un ingranaggio a pedale, poi il fuso attraverso un cilindro, insomma, filava e faceva tutto quanto. Vedi, adesso voi con il bimbi, con queste cose moderne, che ne volete sapere? Nulla. Siete brave massaie, insomma, No. casalinghe. È interessante, sarebbe bello vedere il funzionamento Vedi lei che si distingue. del genere. Quel pedalino lì così e filiamola. Ma che belle, guarda che roba, guarda, va bene, la chiudiamo qui, grazie. Oh, le trecette le sanno intendere filarelo, Lascia fare a loro, vedi? se Sono lo state fa. brave. Oh, invece Federica, amica amici, guardate un po' cosa ho in mano. Questo è un ronciglio che ha un nome dialettale. Luff, È Luff. Chissà perché poi il Luff, come il Luff, non mi pare neanche. No, il mio carino. diabete. Potrebbe anche fare arredo, Vedete. potresti fare anche un lampadario. In realtà il suo uso era per tentare di recuperare il secchio che magari, insomma, poteva precipitare in fondo. Spesso. Succedeva che andava in fondo al pozzo, perché in tutte le case, le cascine di una volta c'era un pozzo a cui attingere l'acqua con l'arganello, il pozzo, il secchio cascava e tu andavi Recuperarlo con del questo? Luff. Con Luff? Chissà se riuscivano sempre a recuperarlo. Poi, perché Certo. poi, vabbè, quando raccogli Quanti? di secchi, si attaccava, si tentava di agganciarlo ai gancetti e poi lo si tirava su col Luff. Va bene, tienilo un po' in mano tu perché è pesante sto coso. Eccola qua. Vi salutiamo, grazie per essere stati in nostra compagnia, alla prossima. C'entro anch'io.